grazie all'impegno del Dipartimento dello Sport e il Ministro dello Sport e il Ministero della Cultura, e ringrazio anche tutti gli altri ministri presenti, è possibile oggi far partire da Trieste per unire l'Italia in una sofferenza che ha contraddistinto la storia del nostro paese, ma ha costruito il nostro paese. Per tanti anni la storia dell'esodo, la storia delle persecuzioni degli italiani da parte di Tito è stata una storia segreta e relegata a una piccola parte del paese. Questo treno rappresenta invece che diventa una storia del paese e una storia che ha costruito l'Italia. Dunque troviamo un senso anche grazie a queste iniziative e a questo nuovo racconto di verità che possiamo consegnare alle giovani generazioni, forse un senso per quel sangue che ha intriso questa terra.